Buonasera a tutti, vedo Giampiero Dalla Zuanna, professore di demografia all'Università di Padova, vedo Gino Canale, il direttore dell'IRES del Veneto, e vedo Luca Romano, direttore di Local Area Network. Io ringrazio tutti e tre per la disponibilità e per essere qui con noi stasera. Insomma, per chi ci segue da ormai 2 mesi, stiamo dedicando questa striscia di approfondimento a tanti temi. Stasera parliamo di un tema di cui si parla poco, tendenzialmente, almeno nel dibattito più mainstream, ma che è una grande priorità dimenticata in buona misura anche dalla politica, ed è il tema, la grande sfida dell'invecchiamento della popolazione, quindi il tema da un lato demografico e dall'altro dei servizi dell'assistenza. Lo facciamo in questa prima parte in una chiave più riflessiva di ragionamento, appunto con i tre ospiti della prima parte, di demografia ma anche di politiche, per l'invecchiamento attivo, per fronteggiare questo grande tema. Io partirei con Giampiero Dalla Zuanna, che è autore, insomma, di tanti studi, tante ricerche, ma in particolare nelle ultime settimane, ormai negli ultimi mesi, sul sito di Neodemo ha pubblicato 3 articoli, mi pare che siano nello specifico su questa questione, che sono molto interessanti. In particolare c'era un passaggio che mi colpiva ed era molto controcorrente, no? su questo ragionamento per cui è inevitabile, inarrestabile il fatto che sia un fenomeno sempre più ingestibile, mentre, ma lo dirà meglio lui, Giampiero Dalla Zuanna segnalava come in realtà non sarà necessariamente così, perché per esempio si resterà vedove o nubili diciamo più tardi, e quindi ci saranno meno anziani che restano da soli. Ma insomma, mi taccio perché volevo fare solo una breve introduzione. Giampiero. Buonasera a tutti. Io cercherò molto brevemente di configurare il futuro della popolazione anziana in Italia nei prossimi 20 anni. Tenete conto che questo, per dire, si adatta molto bene anche a ciò che accadrà nel Veneto. Il Veneto su questo assomiglia molto alla media. Allora, probabilmente, anzi quasi certamente, proprio augurarselo, nei prossimi anni ci sarà un aumento importante della popolazione anziana. Invecchiamento dall'alto legato all'incremento della speranza di vita, cioè all'incremento della sopravvivenza, che continuando un trend che va avanti ormai da 40 anni, e allo stesso tempo ci sarà un invecchiamento dal basso dovuto al fatto che arrivano a diventare anziani le persone, i figli del baby boom, cioè quelli nati negli anni 50. No? Numero molti nati, adesso sarà anche la loro volta per diventare anziani. Cosa accadrà nei prossimi? Proviamo a pensare al 2040. Nel 2040 gli italiani con più di 70 anni saranno il 50% di oggi, e quelli con più di 90 anni addirittura raddoppieranno, quindi un forte incremento degli anziani. Però sarebbe sbagliato pensare che questo voglia dire aumento degli anziani soli, è quello che si tende o no a pensare un po', che in realtà, se ci pensate, è abbastanza logico. L'aumento della sopravvivenza sia degli uomini che delle donne vuol dire aumento degli anziani coniugati, e specialmente delle anziane coniugate, a fronte di una sostanziale stabilità del numero degli anziani e delle anziane non coniugate. Questa è una cosa molto importante, perché da un punto di vista delle cose di cui parleremo dopo, no? Cioè dei servizi, è evidente che questo vuol dire che avremo un numero sempre più importante di anziani che sarà in coppia e sarà ancora in coppia e che vorrà restare all'interno della propria casa. A questo si aggiunge poi che nei prossimi anni ci sarà un aumento in Italia del numero, che è già molto importante, di anziani proprietari di casa. Ora gli ultra settantenni proprietari di casa sono più dell'80%, e andando a vedere chi sono i proprietari di casa che hanno 60 anni, eccetera, vedremo che questo numero è destinato addirittura ad aumentare. Questa è una cosa molto peculiare del nostro paese, perché in altri paesi in realtà c'è molta più gente che vive in affitto anche in età avanzata. Questo consoliderà uno dei primati dell'Italia. Giampiero, scusami, ti fermo un secondo. C'è un beep di sottofondo mentre parli, che deve essere
C'è qualche fastidio al tuo audio. Puoi provare c'è ancora questo fastidio? Prova a riparlare, dopo casomai ti rinterrompo, vai. Adesso c'è? È periodico, per cui prova a parlare che vediamo. Allora, quella cosa che succederà, appunto, adesso lo ritrovo immediatamente, è che ci sarà sì questo incremento appunto degli anziani, però si consoliderà ancora il primato che ha l'Italia sulla bassa proporzione di anziani in casa di riposo. Pensate che gli anziani in casa di riposo in Italia sono meno di metà rispetto all'Inghilterra, meno di metà rispetto alla Francia. Cioè gli anziani da noi vogliono stare a casa. E perché riescono a stare a casa? Spesso riescono a stare a casa perché vicino a loro abita quasi sempre almeno un figlio. E se noi andiamo a vedere per esempio i contratti fatti fra le badanti e le famiglie, vediamo che molto spesso il contratto è firmato dal figlio e non dall'anziano. Ossia, l'anziano, il modello di assistenza classico, diciamo, è l'anziano in casa con la badante o gli anziani in casa con le badanti e il figlio che abita vicino, che è in grado di controllare la situazione e di renderla possibile. Allora, e chiudo, il futuro si prospetta con anziani più numerosi e più anziani, però molto spesso che vivono in coppia, che continueranno ancora ad avere almeno un figlio che abita vicino a loro, ma sempre meno avranno tanti figli a loro disposizione, perché saranno anziani che hanno avuto meno figli di quelli che sono anziani adesso. Quindi la vera sfida del welfare sarà aiutare questi anziani a restare nelle loro case, aiutare i figli che li assistono ad assistere bene senza diventare matti per riuscire ad assistere i loro genitori per stare nelle loro case, però nello stesso tempo è facile immaginare che non ci sarà la corsa ai ricoveri all'interno delle case di riposo, proprio perché gli anziani avranno una casa a disposizione e, ultima cosa da non dimenticare, saranno ancora più ricchi degli anziani di oggi. Già oggi fra gli anziani sono la categoria che è meno povera rispetto all'Italia. I poveri assoluti fra gli ultra settantenni non arrivano al 4%, mentre fra chi ha 20 anni sono più del 10% in Italia. Quindi anche questa immagine dell'anziano povero che non arriva alla fine del mese è un'immagine un po' così. È vero che ce ne sono, figuriamoci, però sono meno dei giovani e dei bambini che non arrivano alla fine del mese. E con l'andare avanti del tempo saranno anziani sempre più istruiti e anche più ricchi, perché saranno sempre di meno quelli con la pensione minima e sempre di più quelli con una pensione più alta, anche perché, e finisco, fra loro saranno sempre di meno, cioè non saranno ancora numerosi quelli che sentono della riforma pensionistica, quindi dell'abbassamento delle pensioni. Quindi, da un certo punto di vista, i figli del baby boom saranno una categoria molto privilegiata da un punto di vista del reddito. Detto questo, credo che la sfida è sapere queste cose e orientare la nostra programmazione del welfare. Sulle case di riposo dobbiamo capire che saranno sempre simili a dei reparti di pediatria, perché ci andranno, già adesso il 70% degli anziani in casa di riposo sono non autosufficienti e questa proporzione è destinata ad aumentare ancora. Sono pesantemente sottofinanziate, ma ne parleremo adesso. Una parte di questo MES, no, che dovremo prendere per la sanità, credo che andrà utilizzato anche per rimettere in sesto un discorso economico legato alle case di riposo. Grazie mille a Giampiero Dalla Zuanna, che ha dato un taglio, devo dire, tutt'altro che banale, nel senso che non è la lettura classica, lo dicevo già all'inizio quando l'avevo introdotto. Gino Canale, direttore dell'IRES, a parte insomma, che su quello che ha sentito dal professor Dalla Zuanna, la sua valutazione insomma, sul tema. Non ti sentiamo. Gino, non va l'audio. Che devo fare? No, va. Avevo detto buon pomeriggio a tutti e intanto sono felice di aver sentito
come dire, uno sguardo di ottimismo proiettato sul tema dell'invecchiamento, perché uno dei luoghi comuni che rischia di girare è che, come dire, invecchiamento è, come dire, è parlare di trauma, di tragedia. Nella mia esperienza, perché su questo tema ho avuto modo più volte di parlare, per esempio nelle scuole, quando ero segretario dei pensionati, io penso che è importante capire che siamo di fronte a una delle sfide che sono potenzialmente destabilizzanti, però saranno destabilizzanti se lasceremo andare le cose per conto loro. Se invece la cosa viene accompagnata, regolata, come diceva Dalla Zuana, questo non sarà. È vero che rischiamo che una delle cose più importanti del XX secolo, che è l'allungamento dell'età della vita, ripeto, se non è gestita bene rischia di diventare una calamità. Purtroppo questi ragionamenti e questo ottimismo, che non è un ottimismo sganciato dai dati di realtà che ci ha dato Dalla Zuana, in questi anni si è declinato dentro un clima politico e culturale in cui da molte parti, a mio parere, si è soffiato sul fuoco, creando una sorta di prospettiva inconciliabile tra giovani e anziani, tra lavoratori e pensionati, enfatizzando molto, tra l'altro, e a dismisura il tema della terza e della quarta età come età del non lavoro, mentre in realtà, se vogliamo essere onesti, la terza e quarta età è l'età del non lavoro retribuito, ma se pensiamo al valore aggiunto in termini di welfare familiare o di volontariato, eccetera, che come dire, i nonni e gli anziani creano, un'età tutt'altro improduttiva. E da questo punto di vista, come dire, io ho trovato in questi anni addirittura incredibile alcune affermazioni, penso in questi giorni leggevo cose dette da Giorgia Meloni, che nel 2011 era ministra alla gioventù, quando diceva: cari giovani, i nonni vi stanno rubando il futuro. Cioè si è parlato di questa età in certi casi come addirittura un qualcosa, non dico di cui si dovesse vergognare, ma quasi come un qualcosa, ripeto, di relativo, eccetera. Io penso invece, a differenza di questa cosa qua, ci deve essere un approccio e un rinnovato patto intergenerazionale. Una delle cose a cui sono più legato è che nel 2010, come sindacato di pensionati, lanciammo un progetto che era non sbagliare vocale, investi sulla cioè il tema di investire su tutto ciò che tiene insieme, che include, e non su ciò che diversifica. Quindi ancora una volta non o anziani o giovani o pensionati o lavoratori, ma io penso che ci sia una prospettiva che tiene insieme tutti. Detto questo, io assolutamente non do dati, perché i dati li ha dati già Dalla Zuana e lo ringrazio nuovamente per quello che ha detto, però mi interesserebbe fare due cose veloci, poi Giacomo, quando è da fermarmi mi fermi. Da una parte sul tema di quanti sono, perché, ripeto, non quanti in termini quantitativi, ma anche io una delle cose che ho riscontrato in questi anni è questa percezione distorta di quanti sono, questa differenza tra la percezione della realtà e quelle che in realtà sono. Adesso non voglio far perdere tempo, ma c'è un libro molto interessante scritto dalla Zuana, Cose da non credere, il senso comune alla prova dei numeri, in cui una delle cose che venivano trattate rispetto, ripeto, ai sensi comuni, che poi alla prova della realtà si dimostravano falsi, erano anche riferiti proprio alla terza e quarta età. Ma poi una cosa che mi colpiva in questi giorni, che ho riguardato un'indagine fatta da Pagnoncelli sulla percezione degli italiani e sulla differenza tra la percezione della realtà e quelli che sono i dati di realtà. Per esempio, rispetto alla domanda quanti sono gli over 65, c'è una differenza tra la percezione della realtà, 48%, della realtà 21%, 22%, quello che è, uno scatto del 27%. Ma la cosa che fa pensare è che, siccome le percezioni non sono la realtà, ma rischiano di influenzarla e di essere ciò su cui si basano le politiche che sono alla ricerca del consenso, io penso che ascoltare Dalla Zuana, che non è una battuta, non è mai tempo perso, nel senso che ci aiuta a capire, tra l'altro, se le politiche che si stanno mettendo in campo sono coerenti o meno. In questi giorni, in questa settimana, si sta discutendo di piani di zona all'interno delle USL. Io penso che aver chiaro quello che ha detto Dalla Zuana rispetto alle case di riposo, alle prospettive demografiche, al tema della domiciliarità, eccetera, sia una cosa molto importante. Un'altra cosa importante, c'era una questione che volevo trattare dei costi della vecchiata, ma lo rilascio, però è altrettanto importante aver chiaro che uno delle altre preoccupazioni che mi sembra leggia è che in fondo l'età anziana e la terza età e la quarta età praticamente asciugano tutte le risorse che i comuni eccetera hanno. Io per anni ho fatto contrattazione sociale con la CGIL e so benissimo che questo è uno dei problemi che hanno i comuni, cioè quanto assorbe la non autosufficienza eccetera. Però io penso che anche in questo caso dipende dall'approccio culturale, cioè stiamo parlando di costi che sono produttivi
o improduttivi. Io penso che molti costi che riguardano i servizi e i progetti legati all'anzianità sono di veri e propri investimenti sul futuro, e non ho tempo di dilungarmi, ma penso tutto al tema dell'invecchiamento attivo, dell'apprendimento continuo. Il Veneto ha la legge del 2018, quest'anno scade la prima triennalità in cui sono stati finanziati i bandi, i progetti. Penso sarà molto interessante vedere la qualità e il tipo di progetti che sono stati finanziati, perché, ripeto, a mio parere vedremo se come dire, gli anziani saranno visti, oltre che come fascia debole della società, anche come una risorsa. Perché qua non vi voglio far perdere tempo, ma pensate tutto al volontariato che fanno Auser, Anteas e ADA, che sono le 3 associazioni di derivazione sindacale, o altre anche associazioni. Finisco, perché non voglio perdere tanto tempo, con una questione che riguarda la coerenza. Io penso che ciò che si prova a mettere in campo dal punto di vista delle istituzioni e delle politiche dovrebbero essere coerenti con le riflessioni demografiche che stiamo facendo, che Dalla Zuanna ha appena fatto. Allora, velocemente, politiche abitative e della mobilità. Io penso che bisogna creare, per rendere possibile, la dico con tagliando con l'accetta, un'alleanza tra carrozzine e carrozzelle. Cioè, io penso che dobbiamo mettere insieme le necessità dei genitori che portano in spazio i figli in carrozzina e i figli o le badanti che portano a prendere aria i genitori. Cioè, una società che ha misura di carrozzine e carrozzelle ha misura di tutti. Allora, anche qua non è che siamo all'anno zero, però io penso che c'è molta strada da fare, ce ne dobbiamo fare molta altra, per far sì che, tra l'altro, questi costi non siano visti come costi improduttivi, ma siano visti come degli investimenti. Sul sistema sanitario, poi ne parlerete dopo, mi prendo solo un minuto per dire che anche in questo caso, negli anni in cui, di cui ci parlava anche Dalla Zuanna, in cui la demografia ha dato i segni e continua a dare i segni dell'invecchiamento che aumenta, si è risistemato il sistema sanitario veneto. Lo slogan è stato meno ospedale più territorio. Allora, non ci voglio entrare, dico solo che l'IRES su questo tema è 4 anni che ci sta sopra, abbiamo una ricerca in corso. Io penso che è importante che, al di là della ristrutturazione dell'ospedale in quanto tale, il fatto che non ci sono più le geriatrie, eccetera, si potenzi ancora di più il territorio, le cosiddette strutture intermedie, perché penso che una società, in generale la società, ma una società che ha anziani adulti e anziani che vogliono restare a casa, e condivido pienamente quello che ha detto Dalla Zuanna anche per quanto riguarda la mia esperienza che ho fatto come sindacato di pensionati. È chiaro che se uno riesce a stare a casa, ma qui c'è tutto il tema della domiciliarità, dell'emersione delle badanti come parte integrante di una rete di sistema, eccetera. Quindi la cosa che mi viene da dire con una battuta, manteniamo il modello veneto, non facciamoci richiamare dalle sirene della Lombardia, anche qua non voglio entrare in quelle che sono state le ultime settimane. Ultimissima cosa, la rete dei servizi sociosanitari per gli anziani. Ne parlerete dopo, ci sono persone molto più autorevoli di me, però una cosa io penso, anche dalla mia esperienza, e che tutto sommato anche dalla nostra ricerca sta emergendo. Io penso che la stagione che non è ancora finita e che non sapremo quando finirà del coronavirus ci dovrebbe, o spero ci aiuti, a far sì a considerare tutti i servizi per gli anziani, che sono residenzialità, semiresidenzialità, domiciliarità, come parte integrante e con la stessa dignità delle altre parti del sistema sanitario territoriale. Per questo la necessità di rivedere gli standard tra professionisti e pazienti sono una cosa veramente importante. E io penso, con questo chiudo, che le famose RSA di cui tanto si è parlato sono a tutti gli effetti come dire, un elemento portante della struttura territoriale dei servizi. Non ho tempo per dire altro, però ripeto, condivido pienamente, li ho letti anch'io gli articoli di Dalla Zuanna, quando dice che è una cosa da fare, e sono convinto, potenziare al massimo, sapendo che la cosa è complicata, sia la domiciliarità dei comuni, la SAD, sia l'assistenza domiciliare integrata, e ripeto, portare in emersione, portare, come dire, a sistema e a regime il ruolo che in questi anni hanno avuto le badanti. Adesso non ti sento io. No, perché ero in muto per non dar fastidio. No, dicevo, grazie al Gino Canale, nel senso che la riflessione secondo me è importante, in particolare il pezzo sull'alleanza intergenerazionale, diciamo così. Luca Romano, insomma, con Local Area Network si è occupato di tanti studi e tante ricerche sul tema dell'invecchiamento attivo, delle politiche per gli anziani. Leggo solo al volo, sono diversi commenti di persone che, oltre a salutarvi, alcuni, Silvano Carletto, Valentino Cattelan, Sergio Lorenzin, Enzo Iodici nello specifico,
scrive: esperienza di senior co-housing o co-housing intergenerazionale con l'uso degli immobili venduti del pubblico, con relativi progetti di gestione e invecchiamento attivo per vitalizzare i centri. Cosa fanno le amministrazioni? Vendono gli immobili senza priorità a queste misure. Per inciso c'è anche tutto un tema, in particolare sugli immobili delle IPAB, molto complesso, legato all'autorizzazione regionale, quindi non è che sia poi tutto semplice, mentre per gli immobili comunali evidentemente il discorso è diverso. Valentino Cattelan infatti concorda con Enzo. Luca. Beh, le cose fondamentali sono state dette. Io aggiungo soltanto un paio di riflessioni molto legate all'attualità che sviluppano i discorsi di prima relativamente alle case di riposo. Diciamo che il coronavirus ha dato una enorme rivalutazione al modello veneto con le due S, no? Socio-sanitario, e ha dato una rilevanza notevole all'elemento territoriale. Perché il territorio è importante? Perché il territorio è il luogo in cui le persone abitano, vivono, lavorano e dove si costruisce lo spazio di un elemento comunitario che è assolutamente fondamentale. Su questo aspetto io insisterei moltissimo, perché noi abbiamo una deriva del nostro sistema di welfare. Faccio l'esempio del reddito di cittadinanza, no? Il reddito di cittadinanza come funziona? Funziona che un singolo attraverso una piattaforma fornisce una serie di indicatori di idoneità per avere l'erogazione dallo Stato, in questo caso dall'INPS, no, del reddito di cittadinanza. In questo modo noi abbiamo due elementi assolutamente negativi. Il primo è che viene cancellata qualunque forma appunto di mediazione comunitaria nel rapporto tra il singolo e lo Stato. Il secondo è che l'elemento monetario viene completamente isolato da problemi di collocazione al lavoro, formazione e quant'altro. Questa deriva per cui c'è la persona e l'algoritmo è ovviamente una deriva sbagliatissima, e quindi dobbiamo assolutamente rivalutare la dimensione del welfare attraverso la comunità, il territorio e la rete di servizi che è a disposizione del territorio. Questo anche in Veneto diciamo si è parzialmente salvato, ma non è assolutamente a livello ottimale, perché si è salvato un patrimonio di integrazione sociosanitaria che nasceva negli anni 60-70, quando avevamo una demografia molto diversa dall'attuale. Attualmente il problema, lo abbiamo capito, è quello dell'allungamento della vita uguale molti anziani, una quota di questi anziani attraverso spesso l'esperienza di patologie croniche che si assommano fra di loro, cronicizzano, no, delle invalidità che poi hanno bisogno di assistenza. Adesso è assolutamente comprovato da tutte le analisi che stanno affollando su questa questione che il trattamento paraospedaliero o ospedaliero delle patologie croniche è sia economicamente insostenibile. Oggi
un terzo delle patologie sono croniche e assorbono, rovesciando il 70% della spesa sanitaria. Quindi c'è un rapporto di inversione che dimostra che trattare le patologie croniche come quelle acute è economicamente insostenibile, ma soprattutto è sanitariamente sbagliato, perché le cronicità si moltiplicano nelle persone in quanto soprattutto non esiste un sistema territoriale attivo di prevenzione e di trattamento, diciamo così, precoce di queste patologie. E il diabete, insomma, le patologie al cuore, no? I battiti troppo cardiaci. Esatto, e altre, lo stress, sono, diciamo così, tutte forme che richiedono, accanto a una componente sanitaria, una fortissima attivazione sociale che permette intanto alla persona di non, diciamo, vivere in solitudine questo tipo di problemi che sono appunto vengono peggiorati da questa situazione di isolamento, ma soprattutto riguardano l'organizzazione dei servizi, perché è molto diverso organizzare i servizi partendo da un sistema ospedale centrico, no? Che comincia a porsi i problemi che hanno le persone quando arrivano al pronto soccorso o vengono distribuite nei reparti in base alle patologie, rispetto all'esistenza di un sistema territoriale infermieristico che magari ti fa la telefonata oppure ti insegna a usare l'app, no? Per essere tranquillo che prendi le medicine, che non smetti di fare la dieta, che fai tutte le prescrizioni che evitano la degenerazione della cronicità. Quindi welfare territoriale significa investire molto sulla, diciamo, eredità del passato applicata a questa nuova struttura sociodemografica. Le case di riposo sono l'emblema del dilemma che abbiamo di fronte e non a caso dopo, insomma, so che c'è Roberto Volpe, lui insisterà su un elemento terminologico che è sostanziale, cioè il fatto di averle chiamate in Veneto centri di servizi. Perché è importante? Perché le case di riposo, vabbè, è un termine un po' obsoleto, ma diciamo le RSA, no, le residenze sanitarie assistenziali, sono strutture, diciamo, già sanitarie, concepite come sanitarie, e quindi sono posti, dando il nome di centro servizi, il problema di salvare questo patrimonio di integrazione sociosanitaria della cui importanza ho cercato di dire. Perché il coronavirus ha valorizzato moltissimo l'impostazione veneta? Ha valorizzato moltissimo l'impostazione veneta perché, valorizzato ovviamente in senso del contrasto, perché il tipo di impostazione di questi centri di servizi deve essere sempre più lontana dalla dimensione ospedaliera e vicina alla dimensione domiciliare. È stato sottolineato e quindi va ribadito, perché oggi praticamente noi non abbiamo un certo punto della vita in cui la somma delle patologie fa sì che entriamo, no, nelle residenze. Ci sono, insomma, esperienze in corso, per esempio in città di Treviso ce n'è una molto interessante, nella quale si è visto che per esempio i malati di Alzheimer,
lasciati solo alla famiglia, che non sempre ha tutto il tempo a disposizione per assisterli, peggioravano moltissimo perché venivano riempiti di sedativi, essendoci le strutture, mandati periodicamente nelle residenze, venivano completamente puliti dai farmaci, rimessi veramente molto meglio, e usando in modo, diciamo così, molto flessibile strutture residenziali e domiciliarità, si è arrivato a dare un percorso assistenziale molto, molto interessante. Ed è quello che si è visto anche con il virus, che questa alleanza fra dimensione sanitaria, sociale e territorio e famiglie ha consentito al Veneto di andare meglio degli altri. Ci sarebbe, diciamo, ho dovuto trascurare per esigenza di tempo la questione dell'invecchiamento attivo, però effettivamente questo del co-housing è una strategia che i comuni, soprattutto i comuni che hanno, penso ai capoluoghi veneti o l'area come quella dove abito, sotto la montagna, con indici di vecchiaia che vanno sopra i 200, 220, no, Giampiero, in cui da oggi, in una ricerca fatta per la Fondazione Zoe, presentata a dicembre dell'anno scorso, metà delle famiglie della città di Vicenza o sono composte da anziani soli, o da coppie di anziani, o da coppie senza figli. Quindi una dimensione, no, che più avanza il tempo, più dimostra quanto sia necessaria anche una strategia dell'abitare. Per esempio risultava che gli anziani soli, 4 casi su 5 sono donne, tra l'altro, avessero delle case mediamente di 200 metri quadri, quindi assolutamente proporzionate rispetto a una persona che vive da sola, rispetto al ciclo di vita precedente. Allora, io devo ringraziare moltissimo Luca Romano, Giampiero Dalla Zuanna e Gino Canale, perché l'obiettivo che avevamo con questa prima parte era quello di inquadrare e soprattutto di dare degli stimoli anche alla discussione successiva e di non farla in un modo banale, e li ringrazio perché insomma, grazie agli interventi che hanno fatto penso che ci siamo riusciti. L'idea è di portare avanti questa attività anche nei prossimi mesi, vedremo se in presenza o ancora con mezzi digitali, per cui vi richiamerò perché penso che sia un tema cruciale per i ragionamenti futuri, sicuramente nella nostra regione, ma non solo. Quindi grazie davvero della vostra disponibilità e buon lavoro a tutti voi. Grazie davvero, grazie. Adesso cambiamo il sottopancia perché ci raggiungono altri 3 ospiti con cui invece andremo a parlare in modo più specifico del tema case di riposo, quindi IPAB. Eccoli qua, li vedo al buio, penso Roberto Volpe. Adesso ci organizziamo. Adesso tra poco lo riusciamo a vedere. Vedo Roberto Volpe che è presidente dell'Uripa, vedo Franco Zaccaria, direttore della casa di riposo Carnaldi, quindi nel Basso Vicentino, 90 e Orgiano, giusto? Sì. E vedo Giuseppe Sola che è il presidente dell'IPAB La Casa di Schio. Buonasera a tutti e 3, grazie della disponibilità. Con i 3 ospiti di questa parte andiamo a toccare un tema che è cruciale ovviamente nella vita, diciamo, sicuramente di questo territorio, ma insomma in particolare degli anziani di questo territorio. In questi mesi sulle case di riposo, sulle IPAB, sulle realtà che assistono gli anziani sono state sotto i riflettori, nel senso che l'emergenza Covid ha messo a nudo alcune difficoltà, alcune problematiche che in gran parte già si conoscevano, ma
insomma, sono state al centro del dibattito e della cronaca. Il ragionamento di oggi non è, lo dico subito, andare a ricercare cosa succede. Il tema non è fare il conto dei morti nelle case di riposo in Italia, è capire che cosa abbiamo imparato da questi mesi. Molte erano cose che erano magari già chiare, ma dalle emergenze spesso arriva lo stimolo per cambiare. Ne dico alcune, insomma, io ho avuto la possibilità di fare l'amministratore pubblico in città di Vicenza. Uno dei temi sempre, io faccio un ragionamento generale, poi decidete voi su cosa concentrarvi ciascuno, ma era la sostenibilità economico-finanziaria proprio dell'IPAB, della casa di riposo, la tenuta, quindi come si fa, lo si diceva prima, no? Anche nella parte precedente, a mantenerle in vita dal punto di vista in primis della sostenibilità, ma anche quali sono le innovazioni, visto che siamo in mezzo a una società che sta cambiando in modo potentissimo. Come vedete le case di riposo e le IPAB fra 20-30 anni, come pensate che siano le prospettive? Ma insomma, in generale è che cosa abbiamo imparato da questi 3 mesi e quali sono secondo voi le misure più urgenti? In Veneto si parla da tantissimi anni della riforma delle IPAB. Partirei da Roberto Volpe, andiamo in ordine tipo orologio, quindi in ordine orario. Roberto, presidente dell'Uripa, come prima avete una decina di minuti a testa, quindi facciamo un intervento a testa e partiamo. Roberto, grazie della disponibilità intanto. Non ti sentiamo. Col microfono spento e fatica a sentirmi. Sentiamo, vai. Allora, grazie dell'invito, saluto Beppe e il dottor Zaccaria. Allora, io vorrei partire per un secondo anche da quello che abbiamo sentito prima. Io ho un po' di riserve sui dati del professor Dalla Zuanna, nel senso che l'osservatorio che abbiamo noi è un po' diverso, nel senso che noi stiamo già oggi in una situazione per la quale le strutture per anziani sono sotto pressione per quanto riguarda le richieste di accoglimento, siamo sotto pressione perché la situazione demografica sta rappresentando un numero di anziani soli che è importantissimo. Io vi do un dato perché lo avevo prima evidenziato, volevo, seppur, scusate un attimo, rappresentarlo. Noi siamo un paese dove già oggi ci sono indicativamente 10 milioni di anziani che vivono da soli oltre i 70 anni. Scusate, ci sono 10 milioni che hanno quell'età e sono circa ultra 70enni, sono un numero importante, e il 7% di loro della popolazione nazionale vive da sola, quindi lo facciamo in ogni nostra città. Il 7% indica che una città di 100.000 abitanti ce ne sono 700 che vivono da soli. È una famiglia che è cambiata, la famiglia di domani sarà una famiglia ancora più sola, quindi la sensazione che ho io è che la richiesta di residenzialità per anziani nel medio-lungo termine aumenterà in modo esponenziale. Quindi io credo che noi oggi dobbiamo fare 2 cose. Dobbiamo sicuramente riformare il mondo strutture per anziani. Ecco perché io oggi sono molto arrabbiato quando leggo nei documenti della nostra stessa regione la parola RSA. Noi abbiamo combattuto anni fa perché questo vecchio nome di casa di riposo fosse denominato centro servizi, perché avevamo delineato anche nella terminologia il fatto che le strutture dovevano proiettarsi a qualcosa di nuovo. Io ritengo che oggi le strutture per anziani lo hanno dimostrato in questa emergenza, e vi posso garantire che i numeri che emergeranno alla fine di questa, speriamo, prima e unica tornata di Covid faranno molto più giustizia di quello che abbiamo letto, perché la matematica non si interpreta. Io vi anticipo che in Veneto gli anziani che hanno pagato il prezzo del Covid probabilmente complessivamente sono in numero quantitativo pari alle 4 strutture di Milano colpite, Pio Albergo Trivulzio, il Don Orione e Humanitas, probabilmente in tutto il Veneto.
Roberto, per dare un numero vuol dire? Io credo che a fronte dei 32.000 anziani e le oltre 350 strutture, io credo che ci attesteremo intorno ai 500 ospiti, 550, per direi un numero abbastanza approssimativo, non tutti accertati Covid, poi questa storia, eccetera. Però voi considerate che stiamo parlando di un numero che è il 2,5%. Probabilmente adesso rielaborando i dati, ma parliamo di numeri che rispetto al tasso di mortalità degli altri anni probabilmente è di qualcosa come il 4% in più, cioè numeri risibili. Perché vedete, noi abbiamo commesso l'errore di dare un giudizio rispetto al numero degli ospiti positivi che vedevamo crescere. In realtà, quando noi leggevamo sui giornali 70-80 ospiti positivi, poi se andiamo a vedere, credo che Beppe ne sia testimone avendolo vissuto, io l'ho vissuto in Lombardia, quindi non fa testo. Però è un'esperienza che tutti sappiamo come il numero alto dei positivi non corrisponda al pari tasso di mortalità. Okay? Quindi noi siamo stati anche un po' vittima di questo, ma abbiamo detto che stasera cerchiamo di non parlare di questo, ma guardiamo. Ma solo per essere molto chiari, quindi ti sto dicendo che in Veneto in realtà in rapporto al numero di ospiti nelle strutture abbiamo avuto un tasso di mortalità molto basso. Questo è il bassissimo. Se noi ci rapportiamo al dato, io ti dico, lo dico qui perché è un lavoro che sto facendo. Voi considerate che su un campione che stiamo lavorando noi di circa 21.000 anziani, la differenza tra il tasso di mortalità dell'anno scorso, che è stato del 13,43% campione, e quello di adesso è del 15,97%, c'è una distanza di 2,54%. Stiamo parlando di un numero, anzitutto va dato grande rispetto a tutti gli anziani e alle famiglie che hanno perso i loro cari a causa di questa maledetta bestia di virus, però dall'altra parte i numeri saranno quelli che fisseranno in termini obiettivi la cosa. Io temo che in questo momento si siano fatti un po' troppo genericamente i processi alle strutture per anziani. Quindi se parliamo di numeri, noi oggi è un campione di 21.000 ospiti, considerate che sono circa 30.000, noi abbiamo un aumento di mortalità rispetto all'anno scorso di 506 ospiti. Ripeto, è un numero che se noi lo rapportiamo, parlo di numeri complessivi, quindi non solo Covid, di tutti i decessi che ci sono avuti, tenete conto che tra gennaio e febbraio le strutture anche no Covid hanno visto un tasso di mortalità in alcune un po' più significativo, ma noi abbiamo strutture che hanno un tasso di mortalità anche di 15, 20, 30 unità in meno dell'anno scorso. Comunque, proprio per non andare a tediare la discussione che ci eravamo ripromessi, io credo che questa, come tutte le cose, da tutte le cose negative dobbiamo trarre degli aspetti positivi. Il primo è che secondo me il modello Veneto, che se ne dica, fatto anche di piccole strutture nei territori, ha tenuto benissimo. Benissimo. Guardate, faccio un esempio calcistico. È chiaro che noi abbiamo perso la partita contro il coronavirus, però un conto è calcisticamente pensare di perdere una partita in modo onorevole 1-2-0. Un conto è perdere una partita come è capitato in Lombardia, essere umiliati 20-0. Sono due partite diverse, il nostro avversario era troppo forte per sconfiggerlo noi. Però io credo che il Veneto è stato sconfitto, ma in modo molto onorevole. Guardate, io ricevo telefonate da tutta Italia, dei miei colleghi, presidenti di associazioni della regione, che mi chiedono cosa abbiamo fatto noi di straordinario. Rispetto ad altre regioni, ripeto, rispetto ad altre. Perché probabilmente avevamo un modello consolidato, avevamo forse anche una rete tra di noi molto fitta e intensa. Comunque, secondo me il vero problema di domani è caratterizzato da due cose. La prima in modo particolare, oggi le strutture per anziani hanno evidenziato un modello strutturale che è totalmente inadeguato per la popolazione di domani. Oggi pensare che il 70% dei posti letto in Veneto sia fatto da camere a 2 o più posti letto è totalmente inadeguato rispetto a quello che vorrà la popolazione anziana nel futuro. Se volete siamo in 4, se ci facciamo la domanda chi di noi da vecchio vorrebbe andare in camera con un estraneo, tutti avremmo la stessa risposta.
E allora anche qui è una prima domanda da fare. Noi dobbiamo invitare il legislatore a fare questa riflessione, perché noi non dobbiamo subirla la struttura per anziani. Domani deve essere un'offerta che la popolazione che diventerà vecchia, che è una popolazione completamente diversa da quella che assistiamo oggi. Noi domani saremo delle persone molto più sole. Perché? Perché avremo meno famiglia, avremo meno figli. Guardate che la generazione che diceva prima dalla Zoana del baby boom degli anni 50-60 che diventerà vecchio, è una popolazione che da vecchia avrà avuto l'abitudine di vivere molto più da sola rispetto a quella che sta vivendo oggi la vecchiaia. Noi siamo più soli, noi siamo isolati, ci stiamo isolando dal mondo attraverso questi strumenti che stiamo usando anche oggi. La gente socializza meno, avremo una popolazione anziana che avrà questo fabbisogno, sarà una popolazione anziana che è sola e quindi il modello strutturale, ma il vero grande nodo che io spero che questo momento abbia messo a nudo finalmente, è il fatto delle risorse umane che lavoreranno con i vecchi. Cioè, il vero dramma di oggi è che noi, cioè, in un mondo dove si parla di occupazione femminile e di disoccupazione, noi siamo un datore di lavoro che ha posti di occupazione femminile, ha posti carenti, cioè abbiamo l'offerta che è superiore alla domanda di gran lunga, però noi non abbiamo più un popolo di giovani che ha questo tipo di sensibilità. Nessuno vorrà fare l'operatore o non lo vuole fare. Probabilmente adesso avremo messo a nudo anche questo, chissà che tanti ragazze e ragazzi abbiano capito che questa è un'opportunità di lavoro. Guardate, io vengo da questa esperienza di 3 mesi intensi, nei quali abbiamo valorizzato i nostri ragazzi in modo straordinario. Io l'ho detto ai miei ragazzi, ricordatevi che un giorno andrete fieri di questo periodo di esserci stati, perché siete stati al pari degli eroi, avete combattuto una guerra e parte avete contribuito a vincerla. Questi sono ragazzi che per 3 mesi a porte chiuse si sono sostituiti agli affetti, hanno sacrificato la vita personale, e a me dispiace che oggi si sia pensato di gratificare il personale della sanità e che la politica si sia dimenticata dei nostri ragazzi. Perché un infermiere di una struttura per anziani che ha fatto turni impossibili per coprire il suo collega che andava in sanità in questi mesi non deve essere gratificato al pari di un infermiere che ha lavorato in ospedale? Perché l'operatore dobbiamo far sentire l'operatore della struttura per anziani di serie B? Perché dobbiamo far sentire l'infermiere un infermiere di serie B? Cioè, queste sono tutte domande che quando vivi dentro una struttura i ragazzi te lo fanno. E allora, se noi dobbiamo pensare che dobbiamo contribuire a qualcosa di positivo, dobbiamo interrogarci, ma deve interrogarsi la società. Io, guardate, non mi arrabbio con la politica, non ha senso. È un interrogativo che dobbiamo fare alla società. È mai possibile che in questo paese abbiamo percorsi didattici che non prevedono un liceo sociosanitario, che dobbiamo limitarci a formare questi ragazzi con un corso di 1000 ore, quando dovremmo fare percorsi con i quali diamo la dignità di avere un diploma magistrale per arrivare a questo lavoro? Perché non possiamo? Ci sono nei paesi dell'est questo tipo di scuole, cioè noi abbiamo scuole praticamente inutili, gli istituti tecnici che ci sono dei servizi sociali, dopo 5 anni mandano fuori dei ragazzi che non possono neanche venire a fare l'operatore in casa di riposo, devono fare un ulteriore corso, semplicemente perché nelle 5.000 ore che fanno all'anno non riescono ad inserire 300 ore di percorso idoneo. Cioè, siamo probabilmente per molti aspetti alla schizofrenia. Perché tutto questo non lo si riporta dentro a un tavolo di analisi socio-economica, socio-culturale ed altro? Ormai parlarci addosso tra noi non serve neanche più niente da addetti ai lavori. Queste sono le cose che con Franco, con Beppe, ci possiamo, credo, ognuno di noi ci raccontiamo ogni giorno che ci vediamo. Il problema è che siamo sordi fuori. Voi pensate, anche durante questo periodo il decreto Salva Italia ha predisposto un settore di benefici e di aspetti e di impegni legati al mondo sanità
e il mondo sociosanitario che siamo noi ci ha rapportato ai metalmeccanici, cioè tutta l'altra parte della categoria del lavoro. Noi dovevamo essere a pieno titolo al pari del personale sanitario, invece siamo stati messi dentro in un mondo grande che peraltro per molti aspetti non ci appartiene. Ci sono delle contraddizioni, ma sono culturali queste contraddizioni che noi dobbiamo scardinare. Dobbiamo scardinare parlandone. Incontri come questi sono fondamentali. È chiaro che vieni qui e dici delle cose che possono sembrare poco simpatiche. È difficile dire che la partita contro il coronavirus, le strutture oggi in Veneto, diciamo, non l'hanno vinto, ma hanno perso dignitosamente. Magari hai un familiare che ha perso il genitore di coronavirus o il nonno. È difficile, è impossibile. Ci si espone alle critiche, però è un dato oggettivo. Cioè io penso alle ragazze che ho visto qui lavorare in questi mesi, sono state qualcosa di cioè io ho riscoperto dei valori e delle cose che ormai avevo perso anch'io di attenzione. Roberto, ti ho chiesto di venire proprio per questo, perché sapevo che non avresti detto, diciamo, cose scontate, quindi grazie, nel senso che Guarda, chiudo solo con una cosa, vorrei, visto che speriamo di essere ascoltati e credo che dico una cosa che interpreto il sentimento degli altri due amici. Io credo che oggi, come tutte le occasioni che ho di parlare pubblicamente, credo che un ringraziamento a queste ragazze vada fatto pubblicamente. Giustissimo. No, infatti volevo riprendere quel pezzo lì, che secondo me hai dato tanti messaggi, uno particolarmente importante ed è quello relativo al personale, che secondo me è un tema veramente poco discusso. Scusate, sento un ritorno, qualcuno deve aver acceso che secondo me è un messaggio forte che dobbiamo dare, quindi grazie mille anche su questo passaggio. Passo a Franco Zaccaria. Insomma, grande esperienza, una storia, devo dire, lunga nel mondo. Allora, grazie dell'invito, saluto ovviamente il presidente dell'Euripa Volpe, che, apro parentesi, chiudo, devo ringraziare pubblicamente proprio per come ci ha sostenuto in questo periodo veramente difficile, ecco. E ovviamente il presidente Sola, che conosco come rappresentante di una grande IPAB. Io non ho nulla da dire di più di quanto abbia già detto il presidente Volpe per quanto riguarda il Covid. No? Il fatto che a tutt'oggi le strutture che io dirigo siano per fortuna non colpite, è chiaro che il richiamo al personale e alla capacità non solo di essere professionale all'interno delle strutture, ma di essere virtuoso anche fuori, perché ogni giorno il personale entra in servizio e chiaramente le possibilità di incrociare con il virus sono tante, quindi io penso che anche il nostro personale sia stato bravo e preparato anche a casa sua, perché altrimenti, ecco. Per cui col Covid l'esperienza, e chiudo perché ripeto non volevo concentrarmi tanto sul Covid, l'esperienza è stata significativamente devastante, specie nei primi periodi in cui io penso che tutti abbiamo letteralmente tremato sotto l'attacco di questa situazione. Avevamo scarsità di strumenti, avevamo smarrimento, insomma comunque ecco, diciamo che il sistema ha tenuto, le case di riposo sono state nella situazione di poter reggere e certamente, come diceva il presidente Euripa, credo che siamo usciti con una buona capacità di affrontare questa situazione. Un'altra cosa giustissima, io volevo un po' distinguere un paio di filoni di approfondimento. Una riguarda, e vado solo a dire che Volpe ha evidenziato una drammatica carenza del mercato del lavoro che è e sarà una delle principali cause di difficoltà per le strutture. Accanto a questa carenza del mercato del lavoro dobbiamo aspettarci anche l'invecchiamento dei gruppi di lavoro, che è un altro problema che dovremmo affrontare, perché quando non c'è ricambio generazionale portiamo avanti ovviamente tutti i nostri, fra virgolette, vecchi operatori e vecchi infermieri, e è chiaro che per loro non sarà
semplice assistere persone in difficoltà quando loro stessi arrivano in un periodo di logorio psicofisico non indifferente. E altra valutazione, ecco, questa è una valutazione più, io parlo come direttore, quindi io gestisco chiaramente dall'interno delle strutture, quindi diciamo noi entriamo in funzione quando tocca a noi, quando esaurite le risorse, esaurite le possibilità per l'anziano di stare a casa propria, ecco, qualcuno ci deve essere e noi ci siamo con un'organizzazione direi complessa, che deve tener conto di tanti fattori, non ultimo quello di reggere sotto il profilo economico-finanziario con i costi che dobbiamo affrontare per erogare tutta una serie di servizi. Io credo che una delle cose più importanti, sarà banale ma la ripeto, è che questi enti, queste IPAB, no? Io penso che interpretare anche i pensieri sia di Sola che Volpe, cioè queste IPAB sono delle forme di organizzazione giuridicamente vecchie e qualcos'altro deve arrivare, qualcos'altro. Mi ricordo che il PDL di riforma delle IPAB è datato 25 giugno 2015, mi pare giusto, no Presidente? 2015. Quando è uscito ho detto, per fortuna che si cerca di fare qualcosa, no? Abbiamo davanti 5 anni e invece siamo arrivati che di questa riforma non se ne è fatto niente e oggi le IPAB che gestiscono quasi la metà sostanzialmente di posti letto per non autosufficienti si trovano in difficoltà a fronte di uno scenario che è mutato nel tempo, perché siamo passati come strutture da un regime di monopolio, oligopolio delle liste d'attesa, perché a suo tempo avevamo più domande che capacità di risposta, e siamo passati lentamente ma inesorabilmente a una situazione di concorrenzialità per le strutture. Ed è chiaro che questa concorrenzialità che si gioca sul rapporto sui costi di produzione in particolare sta creando, io vedo come mia esperienza, ci sta creando dei problemi. Quindi è necessario che questo fronte di mettere in condizione questi enti di essere sul nastro di partenza nella erogazione dei servizi, nelle possibilità di giocarsi la propria partita. Ecco, questo è un punto che spero ci verrà dato a breve, anche se, ripeto, sono passati qualcosa come dalla legge 328, insomma sono passati circa 20 anni da quando c'erano questi inizi di... Ultimo punto, quando sentivo prima Canale o Romano, adesso quando si parlava della programmazione dei piani zona. È vero che la programmazione territoriale è un bene comune, quindi tutti i soggetti che partecipano a questa programmazione dovrebbero cercare di contribuire affinché questa rete di servizi collabori, ma è difficile per le case di riposo oggi collaborare in una programmazione insieme nel momento in cui, fatal caso, magari nell'ambito della programmazione ci si trova in competizione. Quindi sono due aspetti, la programmazione per il bene comune e la concorrenzialità fra strutture, è difficile da mettere insieme. Quindi per il momento mi fermo qua, nel senso che se poi ci sono altri approfondimenti su alcuni aspetti, volentieri. Grazie mille a Franco. Presidente Sola, presidente dell'IPAB importante, ecco, prego. Non la sentiamo, deve riattivare il microfono. No. Adesso? Sì. Ok. Perfetto. Bene, buonasera a tutti.
Beh, innanzitutto grazie per l'invito e cercherò di essere molto sintetico toccando 2 o 3 punti che mi interessano. E concordo pienamente con quanto ha detto sia Roberto che Franco sul fatto di dire che quanto diceva prima il professor Della Zuanna, secondo me va un po' rettificato. E mi spiego meglio. Da quando sono presidente della casa, quindi ormai da 5 anni, sono a fine mandato ormai, no? Abbiamo sempre avuto la coda negli ingressi. E io mi chiedevo a un certo punto, ma con l'allungamento dell'età, della vita, no? Saremmo noi in grado di far fronte a questi nuovi ingressi che ci verranno richiesti? Allora, insieme al Comune di Schio abbiamo fatto una statistica che mi ha dato solo una sensazione di alcuni numeri molto importanti. A Schio ci sono 39.000 abitanti. Di questi 39.000 abitanti, gli ultra novantenni, 10 anni fa erano 300, oggi sono 650. Se scendiamo nella classifica e andiamo dagli ottantenni fino ai 100 anni, 10 anni fa questi erano 2.500, oggi sono 3.700. Allora, siccome la casa di riposo di Schio riceve non solo, diciamo, ospiti dal comune di Schio, ma da un comprensorio di 14 comuni, ho cercato di sviluppare questa statistica a livello di comprensorio, ok? E questo ci dice che in 10 anni noi ci siamo trovati da una popolazione che potrebbe entrare in casa di riposo di circa 9.000 persone in 10 anni a 13.000. Abbiamo una pressione solamente negli ultimi 5 anni del 21%. Questo significa che in base ai numeri della casa, dove noi solo a Schio abbiamo 298 ospiti, dovremmo trovare la possibilità di accogliere 62 nuovi posti letto, cosa praticamente impossibile. Okay. Allora mi chiedo, quale sarà l'evoluzione futura? Sarà sicuramente, come diceva Roberto, che gli ospiti che noi abbiamo oggi su 298, parlo di Schio e Trascuro Montecchio, Precalcino, 13 sono autosufficienti, il resto sono non autosufficienti. E questo sarà il dato che ci porterà, secondo me, avanti nei prossimi anni. Cioè la casa di riposo diventerà sempre di più una struttura sanitaria. Come si diceva prima, l'invecchiamento della popolazione, dove li mettiamo tutti questi dai 70, 80 fino ai 90 anni di fatto, no? Dovremmo pensare a soluzioni diverse che sicuramente troveranno albergo in case albergo, troveranno albergo in una prossimità, diciamo, alla residenza. Quindi vedo in futuro che i nostri dipendenti, al di là di fare i dipendenti della casa di riposo, dovranno anche un attimo cambiare il loro ruolo andando a fare servizio di fatto presso le famiglie. Perché concordo sempre con quanto diceva prima Roberto, non è che gli anziani siano, come si può dire, messi insieme a genitori, a nipoti, eccetera. Molto spesso la solitudine è quella che regna sovrana e quindi la possibilità di avere un monitoraggio su come stanno, la possibilità di fornire loro dei pasti, sono tutte cose, sono tutti servizi a cui dovremmo pensare in futuro. Dicevo che noi abbiamo sempre avuto il pieno, come si dice, voto per pieno, no? E invece in questo periodo, attraverso il Covid, è chiaro che sono stati bloccati gli ingressi per questioni sanitarie e ad oggi io ho 39 posti liberi. 39 posti liberi vuol dire 4.000 euro al giorno, vuol dire 120.000 euro al mese, vuol dire che se io faccio una previsione del bilancio 2020 potremmo incontrare una perdita dal 500.000 agli 800.000 euro. E di questo io spero che qualcuno possa a livello regionale pensarci, perché i nostri bilanci erano già tirati prima.
Adesso, per effetto di questa mancanza di posti letto e soprattutto anche per i costi che abbiamo affrontato per i famosi dispositivi di sicurezza, io ad oggi, come casa, ho speso 142.000 euro tra mascherine, camici, tutto quello che serve, insomma, i test serologici, eccetera, eccetera. Questo va a sommarsi a quello che dicevo, al mancato introito delle rette, Certo. Perché per il momento il fatto è vietato. Ecco. No, devo dire, il quadro che emerge secondo me è molto, da un lato allarmante, da un lato era quello che dicevo all'inizio, e cioè quanto il Covid di fatto è andato a mostrarci in tutta la sua evidenza, in tutta in realtà la loro evidenza, le varie problematiche che già prima c'erano, nel senso che il tema della sostenibilità economica delle IPAB, eccetera, è un tema che c'era anche prima, ma il Covid è arrivato, giusto Giuseppe, a mostrarcela in tutta la sua forza. Certo, poi riagganciandomi sempre a quello che diceva all'inizio Roberto, io ti posso dare i dati della casa. Noi abbiamo avuto di fatto 17 casi positivi che si stanno negativizzando. Abbiamo avuto per Covid 4 decessi. 4 decessi su 410 ospiti che abbiamo tra Schio e Montecchio, quindi nulla. E quando sento queste critiche, adesso anche che le procure si stanno muovendo, mi viene un po' da ridere, perché credo che ci siamo attivati subito, nonostante io credo ci sia stato un ritardo da parte dell'ULSS di darci delle indicazioni. Ci siamo attivati subito per bloccare gli ingressi degli ospiti, dei familiari. Ci siamo attivati subito per compartimentare, per quanto possibile, la divisione tra i positivi e i negativi per evitare contagi. Ci siamo attivati subito per dotare il nostro personale a nostre spese di tutti quei dispositivi che permettevano loro di lavorare in sicurezza. Chiaro. E quindi io credo, come dice Roberto, che se dovessimo fare, ben vengano le procure e noi dimostreremo che di fatto siamo un'eccellenza qui nel Veneto, credo, perché la casa è una grande casa di riposo, però penso che sia Roberto che Franco ci stanno dicendo che forse per questioni anche di culo, può darsi, perché io metto insieme anche un po' di fortuna e un po' di lavorare bene, perché abbiamo visto che in realtà vicine a Sant'Orso, a Pedemonte, certo, no? è andata diversamente. È andata diversamente. Ecco. Speriamo, nel senso che di sicuro c'è stato un elemento di fortuna, penso anche molto che sia vero quello che diceva Roberto Volpe all'inizio, c'è anche un territorio che ha saputo conservare un modello che evidentemente ha retto meglio di altri, quindi l'insieme sicuramente di fortuna c'è il fatto di non aver avuto probabilmente un focolaio particolarmente forte, nel senso che comunque Vo fa 3.000 abitanti, Codogno ne fa 10.000 e quindi anche in quella dinamica lì sicuramente ha contato, però il fatto di avere strutture e un sistema che funziona sicuramente ha aiutato, quindi grazie per la panoramica che ci avete dato, grazie anche per, devo dire, gli stimoli, le indicazioni, perché come diciamo prima, questi mesi ci hanno dato delle lezioni che dobbiamo portarci avanti, e grazie per il vostro lavoro, perché credo che sia particolarmente complesso in questo momento, e quindi in bocca al lupo, buon lavoro, perché immagino che sì, è vero, l'emergenza in senso assoluto per il momento, per fortuna, è finita, ma continua ad essere un momento delicato. Quindi Roberto non è d'accordo. Non è finita? No, non è finita, però diciamo che siamo attrezzati. È in curva discendente, dai. Noi adesso siamo preoccupati perché noi stiamo vivendo anche del beneficio del lockdown, adesso voi considerate che, però insomma abbiamo fatto un po' di esperienza. Bene, io vi ringrazio tanto del tempo, della disponibilità, Grazie a te. e vi auguro buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie davvero. Grazie anche a chi ci ha ascoltato. Grazie a chi ci ha ascoltato. Ciao. E ciao. Ci raggiungono adesso le ultime 3 ospiti, cioè Lucia Suattin, che è un medico geriatra,
Tiziana De Cao, che è assessora sociale del Comune di Valdagno, e Chiara Bonato, che è il segretario dello SPI CGIL. Le vedo, eccole. Ciao a tutte e tre, buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera, penso che avete ascoltato almeno in parte, o se non altro la coda degli interventi precedenti. L'ultima parte di questo incontro di stasera lo volevamo dedicare a un ragionamento sulle politiche, diciamo così, pubbliche in senso più lato. Abbiamo parlato all'inizio, abbiamo fatto un quadro più grafico, più, se volete, anche culturale per alcuni versi, specialmente l'intervento di Gino Canale. La seconda parte era molto sulle case di riposo, ovviamente, sulle IPAB. Qui vorremmo confortarci, visto che abbiamo un medico, abbiamo la segretaria dello SPI e l'assessore di un comune importante della provincia di Vicenza, più a tutto tondo sulle politiche, e sentire da voi stimoli su questo. Parto da Lucia Sottin, vado in senso orario anche con voi. Insomma, i temi sul tavolo sono tantissimi e diciamo sei l'unico medico stasera, per cui Ok, buonasera a tutti, grazie mille per l'invito, è interessantissimo quanto è stato detto finora, veramente interessante. Sono talmente tanti gli stimoli, io mi fermo su una cosa, su una parola che mi è piaciuta molto, l'approccio culturale. Sarebbe fondamentale che l'approccio culturale nei confronti degli anziani e in particolare degli anziani fuori dall'ospedale cambiasse, fosse più, diceva prima il Presidente Sola, le case di riposo. Qualcuno ha il video che va, per cui c'è un rimando, se riuscite a bloccarlo, qualcuno ha un audio che va, o se no bloccate l'audio. Vai Lucia, non si sente più, vai. Ok, quindi anche Sola diceva che è importante che le RSA, che le case di riposo saranno sempre più sanitarizzate. Allora, io mi ricordo che più di 32 anni fa, quando ho deciso di fare geriatria, è stata anche una decisione di non fare medicina interna ma geriatria, perché si sapeva, calcolando su base demografica, che ci sarebbe stato un boom di anziani, e quindi ho detto di sicuro, al di là del mio amore per gli anziani e per questo tema in particolare, la mia frequenza fin da giovane come volontaria nelle case di riposo. E così è stato, però non è cambiata la sanità nell'approccio con le case di riposo, cioè come dicevamo prima, grandi cambiamenti non se ne sono stati fatti, invece anche in futuro bisognerà ragionare non solo su una case di riposo o residenze che abbiano le stanze singole, perché gli anziani del futuro saranno più abituati a stare soli, perché saranno malati, avranno bisogno di aspetti sanitari presidiati e avranno bisogno di personale formato. Quando Volpi ha fatto accenno alle sue ragazze che sono state generosissime, non ho dubbi di questo, ma parliamo dell'aspetto della formazione sanitaria all'interno delle case di riposo. C'è tantissima cultura da fare, cultura sanitaria da migliorare, perché troppo spesso gli ospedali usano le case di riposo come posti dove mettere gli anziani e non solo nel post ricovero. Bisogna che ci sia una maggiore alleanza tra l'ospedale e il territorio, con la casa di riposo come uno snodo culturale, sociale, importantissimo, perché in case di riposo si deve fare cultura geriatrica per il territorio, con persone preparate, con persone legate all'ospedale. Un motto importantissimo che mi ha sempre fatto specie, che spesso cito quando faccio formazione, è quello del titolo di un libro che la dottoressa Bianchi ha scritto: Scienza e carità. Questo è fondamentale nei luoghi di cura per anziani, dove la scienza
è importantissima, va conosciuta tutta la complessità dell'anziano fragile, delle polipatologie, delle polifarmacologie che interagiscono tra loro, e coniugarli con aspetti di assistenza, di cuore, di misericordia, come dice anche Papa Francesco molto spesso, ma che devono andare assolutamente insieme. E da ultimo fatemi accennare al fatto dell'assistenza per anziani e i loro caregiver, che è soprattutto donna. Grazie per aver invitato dopo 6 uomini anche 3 donne che parlano, perché l'assistenza, la sanità sono donne che la portano avanti. I caregiver delle persone malate sono soprattutto donne. E quello che al quale io tengo è che queste donne siano donne non solo buone, non solo umane, che sono, è fondamentale questo, ma anche scientificamente preparate, anche scientificamente all'altezza dei maschi e non solo dirette dai maschi. Scusa, questa piccola concedimela. I numeri, se guardiamo i numeri dell'assistenza, sono questi. Ecco, altra cosa, io sono purtroppo in questo periodo ho vissuto solo parzialmente l'assistenza al Covid, perché mi sono ammalata e sono ancora convalescente. Però il Covid deve aver insegnato che l'approccio all'anziano nel caso di riposo deve essere innovato, ci deve essere capacità, e le idee sono tante tra chi ci lavora. Deve esserci assolutamente una progettualità innovativa, la voglia di sperimentare vie nuove, sempre con un approccio multidisciplinare che possa valutare caso per caso, perché troppo spesso siamo andati verso una standardizzazione che va benissimo per certi aspetti di minima, ma se si vuole andare alla qualità bisogna sapere personalizzare la cura con un'integrazione tra le varie professioni che parlino lo stesso linguaggio socio-sanitario proprio, e non scimmiottando l'ospedale o facendo finta che ci sia solo da volersi bene. Grazie mille a Lucia, che ha dato un punto di vista, devo dire, secondo me il riposo deve essere molto importante. Sento il rimando. Chiara Bonato, segretaria dello SPCGL a Vicenza. Il ruolo del sindacato è un ruolo importante, perché è un ruolo trasversale, soprattutto nell'approccio al tema degli anziani, nel senso che non a caso ho chiesto a te, insomma, al segretario dello SPI, e non magari a quello della funzione pubblica, che poteva avere un senso diverso, cioè più legato alle case di riposo in maniera diretta, ai dipendenti, eccetera, perché mi interessa la visione trasversale di quale può essere il ruolo del sindacato nell'approccio e nel rapporto con la fascia che ha un'età più elevata della popolazione. Ci sono tante attività che avete messo in campo, veramente tante, dall'assistenza sul fronte a caregiver, badanti, eccetera, a proprio l'assistenza sulle politiche per l'invecchiamento attivo, sportelli. Secondo me è cruciale in un tempo in cui tutti i corpi intermedi, ormai da anni, vivono difficoltà. Questo è un modo anche per ripensarne il ruolo e per dare un ruolo cruciale al sindacato. Prego, Chiara. Sì, intanto buonasera a tutti e a tutte, e apprezzo molto le parole della dottoressa, permettimi di dirlo, sulla professionalità femminile e sul lavoro delle donne, ma poi dirò qualcosa anche su questo. Come sindacato dei pensionati stiamo portando avanti ormai da tempo una politica di presenza nel territorio, presenza a tutti i livelli, sia come assistenza e sia con un ruolo proprio politico. Lo dico perché quando prima si parlava del come è stato conservato il modello veneto, credo che il modello veneto di sanità e di assistenza sia stato conservato anche e soprattutto grazie all'azione sindacale, che ha stoppato spinte verso una privatizzazione selvaggia, che anche questa
tentazione che anche questa regione ha avuto, e quindi anche su questo si è concentrata la nostra azione come sindacato, e anche qui ci tengo a dirlo in maniera unitaria. Quello che stiamo vedendo è che è già stato detto prima, ma che il Covid non sta creando, o meglio, sta creando sacche di povertà e di disuguaglianza, ma sta intervenendo in un tessuto che già era fragile prima, in un tessuto già di grosse disuguaglianze, in un tessuto già di grossa anche difficoltà economica. Come sindacato stiamo cercando di agire come CGL, come SPI-CGL, stiamo cercando, e purtroppo eravamo nella fase iniziale del nostro progetto e questa cosa del Covid ha un po' rallentato il tutto, ma di aprire uno sportello sociale nel nostro sindacato, e cioè uno sportello a cui sia i lavoratori sia i pensionati possano rivolgersi per poter avere assistenza in tutte quelle pratiche che hanno a che fare con i comuni e che hanno a che fare anche con il riconoscimento della non autosufficienza. Quando accade una cosa del genere in una famiglia, si crea il panico e il disastro, perché le leggi sono moltissime, le persone a cui rivolgersi, gli enti a cui rivolgersi sono i più vari, e quindi l'aiuto che vogliamo dare è quello di riuscire ad indirizzare e ad aiutare le persone. L'altra cosa a cui tengo molto, e approfitto della presenza dell'assessora di Valdagno, l'altra cosa su cui politicamente come sindacato pensionati, e anche qua ci tengo a ribadirlo in maniera unitaria, abbiamo agito, stiamo agendo e dovremmo agire con più forza in futuro, è sulla contrattazione sociale. Perché la contrattazione sociale, che è quella che il sindacato fa con i comuni, è quella che ci permette in parte di intervenire collaborando con i servizi del comune, collaborando con la politica, ci permette di intervenire su quelle che sono le strutture nel territorio o su quelli che sono gli aiuti nel territorio. Credo che l'emergenza del coronavirus, l'emergenza successiva poi anche a questa, che sarà un'emergenza essenzialmente economica e di tenuta del tessuto sociale, ci debba spingere a iniziare una nuova forma di contrattazione con i comuni. Invieremo a tutti i comuni una nuova piattaforma, l'abbiamo fatto all'inizio dell'anno, ma credo che quella piattaforma che abbiamo inviato a tutti i comuni del Vicentino debba essere necessariamente riformata, visto quello che è successo, perché quello che chiederemo ai comuni è un welfare di emergenza, partendo da un dato: i comuni in Veneto nel solo mese di aprile hanno perso circa 45 milioni di entrate di tributi. La nostra preoccupazione è che questa diminuzione dei tributi si poi concretizzi anche in una, come posso dire, in una caduta, riduzione dei servizi sociosanitari essenziali dedicati alle persone anziane e alle persone più fragili. Quindi dovremo mettere insieme, credo, un lavoro grandissimo con i comuni, perché si rilanci il welfare territoriale, perché si rilancino le politiche assistenziali come il lavoro, l'assistenza domiciliare a favore delle famiglie anziane, la creazione delle strutture sanitarie intermedie, il monitoraggio degli assistenti familiari degli anziani soli, e poi soprattutto anche agire sulle entrate del comune. Una proposta per tutti: molti comuni del Veneto, prima fra tutte la regione Veneto, non hanno una tassazione comunale progressiva, ed è quello che noi chiediamo a tutti i comuni: la progressività della tassazione, che tenga conto delle fasce più deboli e più povere di reddito, e che aumenti quindi anche quella che è l'esenzione dai tributi, perché altrimenti non riusciremo, come posso dire, ad uscire da questa crisi se non c'è la solidarietà di tutti. Dico una cosa sui redditi più bassi: la media delle pensioni in Veneto è circa sotto i 1.000 euro netti. La media delle pensioni femminili è di circa la metà. Quindi, se noi vogliamo veramente contrastare la povertà, dobbiamo innanzitutto agire sul lavoro delle donne, perché questa pensione così più bassa
delle donne dopo 40 anni di lavoro rispetto ai maschi è solo frutto di quella disparità di trattamento nelle retribuzioni che esiste fra uomini e donne. Quindi credo che da questa emergenza debba nascere un'idea nuova di società, un'idea più inclusiva, più solidale, che veda il coinvolgimento di tutti, perché altrimenti resteremo ingabbiati in questa assoluta e totale disparità e disuguaglianza che il nostro paese vive già da anni. Quindi credo che gli interventi debbano essere molteplici e io chiedo veramente la collaborazione dei comuni nel mettere in piedi una contrattazione, una negoziazione sociale che ci veda protagonisti. Grazie mille a Chiara. Prima di passare da Tiziana De Cao, leggo 2 o 3, perché sono arrivati diversi commenti, ce ne sono alcuni che volevo leggere. Uno è di Stefania che dice: gli investimenti per la nascita di centri dedicati al co-housing intergenerazionali assistiti, intesi anche come alternativa all'RSA, potrebbero trovare finanziamento all'interno del plafond generale per la sanità della Comunità Europea. In particolare, secondo me, potrebbe essere molto interessante che, se l'Italia dovesse accedere alla fine al MES e quindi avesse a disposizione quei soldi vincolati al tema diciamo sanitario, ma in senso lato, sanitario può voler dire tantissime cose, ne abbiamo parlato stasera. Il primo tema è: se io ho una struttura sociale e sociosanitaria che mi consente di non portare tutto in ospedale, di non portare tutto, diciamo così, all'ultimo passaggio, evidentemente ho una società che vive e che sta meglio. Quindi che una parte di quei soldi possono essere usati anche per attività di questo tipo può essere interessante, immagino anche per i comuni, visto che poi le attività di co-housing incrociano anche competenze comunali. Una seconda cosa. Giacomo, solo aggiungere una cosa. Su questo che dicevi tu, la cosa fondamentale, e ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il primo, per avere una vecchiaia sana, non è tanto l'aspetto sanitario, ma è quello che c'è prima. E quindi la prevenzione, una vita attiva, il che cosa mangio, che cosa faccio, e su questo credo sia importantissimo intervenire. Vedete che stanno dando anche qualche commento in sovraimpressione. Questo è un commento che volevo leggere e c'entra con quello che ha appena detto Chiara. Inviterei a fare una riflessione, è Franco Figoli che scrive: inviterei a fare una riflessione sul doppio primato dell'Italia. Accanto all'aspettativa di vita, anche l'elevato numero di anni in condizioni di malattia e disabilità. Questo impone di rivedere il serio problema della qualità dell'invecchiamento, condizioni di vita, di lavoro, alimentazione, inquinamento, vita di relazioni. Quindi è un serio problema di come si vive prima, per promuovere salute e autonomia quando si invecchia, con ovvie ricadute sulla progettualità possibile. E l'ultimo è di Enzo Iodice: politiche coabitative servono a promuovere l'atteggiamento individuale e la cultura verso un invecchiamento solidale e attivo. Anche con l'intergenerazionale si rivitalizzerebbero zone a rischio degrado. Tiziana De Cao, assessore appunto al sociale in un comune della provincia come Valdagno. Insomma, abbiamo sentito tante cose stasera, molte tirano in ballo la politica, magari più a livello su alcuni fronti regionale o addirittura nazionale, però anche i comuni hanno un ruolo chiave nella gestione di molte delle tematiche che abbiamo toccato stasera. Quindi, insomma, ci interessava una tua testimonianza su questo. Bene, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Intanto grazie anche per questa serata molto, molto interessante per gli argomenti trattati. Beh, un ruolo difficile questo, concludere una serata di questo tipo con i relatori che mi hanno preceduto non è semplice. Come amministrazione, come assessore sociale, io ho una duplice sfida. Da una parte, fortunatamente, gli anziani attivi, diciamo, quindi gli anziani che stanno bene, gli anziani che sono autonomi, gli anziani che riescono ancora a condurre una bella vita, e dall'altra parte invece gli anziani purtroppo in difficoltà, gli anziani quindi che hanno bisogno di un approccio diverso, di un intervento diverso da parte anche dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la parte attiva, diciamo, che fortunatamente è ancora un buon numero, a Valdagno almeno, e per loro non è che siano necessari interventi particolari, nel senso che loro sanno godersi la loro vita, sanno fare hanno le loro iniziative, le loro attività. A Valdagno abbiamo anche delle associazioni di anziani molto attive, che viaggiano, che si trovano, pranzi, cene, insomma, hanno una loro.
E in questo caso, allora però, come diceva Chiara prima, cosa importante? Tutto un discorso di prevenzione. Noi dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione, dobbiamo pensare non di intervenire quando è già tardi, perché adesso questo lo facciamo regolarmente, grazie alle case di riposo, grazie alle nostre, a tutti gli interventi dei servizi sociali. Noi dobbiamo lavorare prima in modo da evitare o comunque da ritardare il più possibile l'intervento difficoltoso, l'intervento per l'anziano che non è più autosufficiente e che ha bisogno. Noi per esempio a Valdagno abbiamo fatto partire un progetto che è quello dei gruppi di cammino, che è un progetto dell'ULS 8 guidato, diretto dalla dottoressa Colussi, proprio per, poi portato avanti dai nostri medici di base, insieme con le guide, con amici del cuore, eccetera, proprio per invogliare, per creare questi gruppi di persone, giovani anche, ma non è definita l'età, chiunque può partecipare, ma è particolarmente rivolto a persone comunque adulte e anziane, per invitarli a muoversi, ad uscire, a non restare in casa e quindi anche a socializzare, perché anche questo è un aspetto importante. Prima si sottolineava come spesso questi anziani siano soli, quindi creare anche delle occasioni di incontro per uscire dal loro isolamento quotidiano, anziani che stanno bene ma che magari sono da soli, quindi se tu gli offri l'occasione di fare qualcosa, probabilmente questo aiuta anche a favorire o a ritardare poi le difficoltà. Per quanto riguarda invece la fase più difficile, diciamo, da gestire, a parte i nostri interventi come servizi sociali, ma questo penso siano gli interventi che qualsiasi amministrazione sta mettendo in campo, quindi non so, le prestazioni di assistenza domiciliare, la consegna dei pasti a domicilio, le SVAMA piuttosto che l'ICD, l'integrazione diretta, questo però sono pratica quotidiana che riguarda qualsiasi amministrazione. Apro solo una parentesi, qua noi abbiamo per esempio un notevole aumento adesso di richiesta di integrazioni rette, cosa che fino all'anno scorso non era successo. Adesso nel giro di un paio di mesi abbiamo già 5 richieste di integrazioni rette. Sono le difficoltà economiche che stanno avanzando, per cui le famiglie non riescono più a intervenire o a pagare la retta, è l'aumento dell'anziano in difficoltà. Comunque ci troviamo con problemi anche economici non indifferenti. Prima sentivo nei vari interventi, il problema economico è veramente un po' la base di tutto, nel senso che noi non possiamo fare interventi qualificanti ed efficaci se non abbiamo anche una disponibilità economica. Noi a Valdagno abbiamo anche un 5 per 1000 che è molto, molto sviluppato, che ci permette sempre di lavorare anche a livello di assistenza sociale, di interventi sociali. È il primo sociali. Comune della provincia con un dato incredibile, nel senso depositato rispetto a tutti gli altri per un lavoro credo straordinario che avete fatto negli anni sul territorio di sensibilità. Esatto, c'è una sensibilità. Non c'è paragone con gli altri. Esatto, c'è una sensibilità che ormai risale da anni passati, che continua ad esserci. Abbiamo visto anche adesso nell'emergenza la disponibilità e la solidarietà da parte dei cittadini valdagnesi, si è aperto un conto e quindi tutti cercano di collaborare. C'è una grande sensibilità sociale in questo, però non può essere sempre solo volontariato. Abbiamo bisogno di strutture veramente qualificate, qualificanti, e per intervenire abbiamo bisogno di interventi economici che devono venire dall'alto, quindi devono essere a livello regionale, a livello statale. Per quanto riguarda, io penso che siamo poi in una fase di passaggio, no? E questa emergenza forse l'ha messo ancora più in evidenza, da un welfare vecchio, forse strutturato come nel passato, a un welfare invece nuovo, che deve creare una rete di servizi, una rete di solidarietà, che privilegia lasciare l'anziano a casa, cioè seguire l'anziano nella sua famiglia. Il dottor Della Zuanna prima diceva ci sono tante coppie che riescono a vivere insieme e che preferiscono stare a casa, o anziani che hanno già una loro abitazione, anziani più ricchi. Ecco, continuiamo su questo percorso, facciamo una politica sociale di interventi, di servizi proprio per favorire che l'anziano rimanga nella sua abitazione. A me verrebbe da dire un po' come tornare ai nostri vecchi tempi, quando i nostri nonni, a un tempo l'anziano
comunque aveva un valore anche sociale all'interno della società, che probabilmente è un valore che deve recuperare, perché anche prima si diceva dobbiamo considerarli una risorsa questi anziani, non un peso, tornare un po' ai vecchi tempi, quindi l'anziano che riesce a gestirsi la sua vita con più o meno autonomia, con più o meno acciacchi, perché però nella sua dimensione casalinga, diciamo, domiciliare. La casa di riposo, l'inserimento in casa di riposo deve essere proprio l'ultimo stadio, l'ultimo anello di questa catena, nel momento stesso in cui ci sia veramente un aggravamento della situazione, una malattia non più gestibile a casa. Per far questo però bisogna creare questa rete di solidarietà, questa rete non solo di solidarietà, di servizi che tenga insieme famiglia, amministrazione, servizi sociali e dulce. Quindi ognuno deve fare la sua parte, da soli, indipendentemente, nessuno riuscirebbe a fare niente. Ci deve proprio essere questa. Io non so se sono ingenua, prima se ne è parlato, credo molto nei piani di zona. Finalmente sono stati riproposti, il Covid ha bloccato tutto di nuovo. Io penso che sia importante trovarsi ad un livello sovracomunale, perché chiaramente io Val d'Agno da solo posso fare una parte, ma è sempre riduttiva. Se io riesco ad avere anche invece una visione sovracomunale e relazionarmi con l'UNS e con la regione, forse riusciamo anche a creare un modello sociosanitario diverso e più rispondente alle esigenze che abbiamo ora. Un'altra cosa importante, secondo me, se ne è parlato anche prima, dare assistenza alle famiglie nella ricerca dei caregivers. Queste sono figure professionali molto importanti. Io l'ho vissuta direttamente sulla mia pelle, nel senso che avevo una mamma anziana, avevo tenuto a casa quant'altro con il Parkinson, avevo una badante brava, poi l'è andata via, ne ho trovato un'altra, non riuscivo a trovarla, mi sono trovata con una figura che non è stata all'altezza. Noi a Val d'Agno stiamo aprendo uno sportello badanti, ci siamo proposti come capofila di questo progetto. So che sono arrivati i fondi regionali, ma è ancora tutto bloccato sempre per questa emergenza. Aspettiamo che l'ULSE sblocchino un po' i progetti e poi vorremmo partire con questo. Importantissimo come iniziativa questa, sia per la figura della badante che in questo modo viene tutelata, di questo caregiver che quindi ha un suo albo, ha una sua tutela e non ne viene più sfruttata o comunque sottopagata, sia soprattutto per la famiglia che appunto nei casi di emergenza, come diceva Chiara, che magari si trova che non sa dove sbattere la testa, sa che rivolgendosi ai servizi sociali può scegliere, può capire quale sia la persona, la figura a lei più adatta. Quindi io concludo molto velocemente dicendo questo. Abbiamo anche i primi, penso nel Veneto, comunque nella provincia di Vicenza, creato uno sportello telematico per richiedere all'amministratore di sostegno, quindi la famiglia non deve più recarsi a Vicenza, ma noi siamo in contatto diretto con il tribunale e facciamo richieste via telematica dell'amministratore di sostegno che, ribadisco, è una figura molto importante e spesso sottovalutata, che dovrebbe essere rivalutata anche proprio a livello familiare, perché spesso viene visto come un intruso se non è qualcuno della famiglia, ma che proprio anche a livello sociale è una figura molto importante per gestire i rapporti tra l'anziano in difficoltà, la famiglia in difficoltà, quindi ecco, io penso, concludendo il tutto, che si debba tornare un po' a un sistema sociosanitario più umano. Forse questa emergenza che abbiamo vissuto l'ha sottolineato, l'ha evidenziato. Penso anche ad una medicina di base, al medico di base, una medicina integrata, presente sul territorio, che collabori quindi direttamente con i servizi sociosanitari e una medicina che tenga presente più del pubblico che del privato, quindi puntare sempre sul pubblico più che sul privato. Io volevo chiudere con una provocazione, se mi permettete questo. Noi stasera dovevamo parlare di questa problematica e quindi giustamente l'abbiamo sviscerata sotto tanti punti di vista e apro una parentesi solo per ringraziare pubblicamente, ma lo faremo anche più avanti quando sarà passata l'emergenza, il direttore Volpe, dottor Volpe,
della Fondazione Marzotto e la dottoressa De Rizzo di Villa Serena per come hanno gestito con lungimiranza e professionalità questo periodo, perché veramente sono stati bravissimi, e come ha detto il dottor Volpe mi unisco all'elogio a tutti gli operatori che con spirito di sacrificio e di professionalità hanno gestito questa emergenza. Mi collego sempre, concordo pienamente con il dottor Volpe sulla carenza di personale. Questo è un problema aperto che ancora io non sono riuscita a risolvere e vediamo nel futuro. No, la mia provocazione è questa, dicevo, noi dobbiamo parlare di questa tematica, che è una tematica importantissima, però forse dobbiamo anche capovolgere il punto di vista, dobbiamo tornare a monte, cioè, e perché la nostra società, perché l'Italia in Italia non nascono bambini, cioè se noi non passiamo dall'analizzare, dal risolvere questo problema a monte, l'impressione mia è che andiamo proprio a schiantarsi a valle, perché era bellissima l'immagine, poi chiudo, del il direttore dell'IRES, no, non mi ricordo il nome, scusate perché non li conosco. Egino Canale. Lui diceva, aveva fatto l'abbinamento carrozzine di bambini e carrozzine di anziani. Apro solo una parentesi, noi abbiamo approvato anche un piano PEBA, cioè per l'abolizione delle barriere architettoniche a Valdagno, proprio perché ci è stato richiesto o da mamme con carrozzine o da anziani in carrozzine che ci hanno fatto presenti la difficoltà di spostarsi a Valdagno proprio per queste barriere architettoniche. Ecco, mettere insieme le due realtà. Il mio sogno sarebbe creare anche a Valdagno un centro di incontro tra anziani, bambini, giovani, disabili e di quant'altro, cioè mettere varie realtà insieme, non è solo il centro per gli anziani, ma creare una sinergia di varie forme, di varie figure. E però, ripeto, se non riusciamo a risolvere a monte il problema di questa denatalità, sarà ancora sempre più difficile risolvere a valle quello dell'anzianità che aumenta e che sarà sempre più purtroppo problematica, perché grazie a voi. Allora, in riferimento a quest'ultima cosa che diceva Tiziana, per chiudere, mi veniva in mente una metafora che ho letto su un articolo di Wired qualche giorno fa, che diceva questa cosa, e cioè che se noi prendiamo come metafora l'orologio, nell'orologio la politica corrisponde alla lancetta dei secondi, l'economia alla lancetta dei minuti, mentre la demografia è la lancetta delle ore, nel senso che la politica ha un incessante turbinio costante discussione, la seconda scandisce le attività della vita, mentre la terza, cioè la demografia, è quella che ci dice a che punto ci troviamo, e quindi anche quella che ci mette di più a rimettersi in pari. Ed è vero, nel senso che il tema della natalità è l'altro grande tema, cioè è la stessa medaglia vista nell'altra faccia, ed è un'altra questione cruciale, e insomma magari la affronteremo anche in questo contesto, in questa rassegna. Giacomo, posso dire solo una cosa su questo, perché ci tengo. Vai. Un modo che potrebbe essere, un modo non risolve, ma potrebbe aiutare anche la crescita di cittadini italiani giovani, sarebbe quello di riconoscere la cittadinanza ai figli di cittadini stranieri che nascono nel suolo italiano. Assolutamente. D'accordissimo. Sì. Assolutamente. E anche, insomma, la facciamo lunga, di fare in modo che i giovani abbiano stipendi che gli consentano di farsi una famiglia, di fare un investimento su. Potremmo andare avanti dei giorni. La carenza di personale assistenziale nell'RSA è dovuta a stipendi miseri a fronte di lavoro pesantissimo, per esempio, molto gratificante dal punto di vista umano, ma fisicamente e psicologicamente molto pesante. Per quello, se no, gli andrebbero come a fare questo lavoro. Però non è possibile pagare in quel modo persone che spendono la loro vita ad assistere le persone anziane. Però il lavoro è bellissimo e ti porta, come abbiamo visto in molti casi di riposo, a una bassa assenza dal lavoro, perché quando si riescono a creare delle equip multidisciplinari che lavorano bene insieme.
perché è veramente bello lavorare in equipe multidisciplinari per assistere gli anziani, è veramente bello, è completo, è gratificante sotto tutti i punti di vista, umano e anche professionale. E anche questo è un grande messaggio, con la speranza che, prima si parla di investimenti, anche pagare di più le persone passa per gli investimenti che vengono fatti dalle istituzioni. Quindi io ringrazio tantissimo Lucia, Tiziana e Chiara per la disponibilità e per essere stati con noi stasera. Ringrazio le tante persone che ci hanno seguito in questo percorso che è durato quasi 1 ora e 3/4 e che ha provato ad affrontare a 360 gradi il tema dell'invecchiamento della popolazione. Do appuntamento a domani, perché in realtà facciamo una diretta anche domani, perché abbiamo avuto la disponibilità di Ilvo Diamanti, per cui facciamo una diretta domani molto particolare, perché mettiamo insieme Ilvo Diamanti, il segretario della CISL, questa volta Raffaele Consiglio, e Claudio Bertorelli, che è un paesaggista urbano, perché l'idea è di incrociare 3 storie, 3 vite, 3 professionalità anche completamente diverse, e incominciare a riflettere davvero su che cosa ci ha cambiato in questi mesi, cosa cambierà anche quando finirà questa fase di convivenza con il virus dal punto di vista sociale, sociologico per Ilvo Diamanti, del lavoro e dell'economia, insomma, con chi fa sindacato, e dal punto di vista urbanistico invece, perché cambierà molto anche da quel punto di vista delle nostre vite con Claudio Bertorelli, che a Vicenza, lo ricordo, è noto per essere anche il progettista del Parco della Pace, che speriamo arrivi il prima possibile. Quindi vi ringrazio tutte e tutti, per chi c'era prima, ringrazio chi ci ha seguito, buona serata e grazie ancora. Ciao, grazie a voi, ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Grazie.